Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi, io sono Lord Pers e siamo tornati ancora una volta qui su Round 2 Total War. Malvenuti, malvenuti, malvenuti. Allora, dove eravamo rimasti? Sì, allora, stavamo progettando il mega attacco a Tingis, ma prima dobbiamo togliere questo esercito qui che, guardate ragazzi, è estremamente pericoloso. Soprattutto per gli elefanti e la falange non sarà facile da sconfiggere, ma il mio piano è quello di attendere che lui ci venga incontro, se vorrà venirci incontro, ma intanto con le due legioni che alla sua destra stanno arrivando, di arrivare in questa zona e deviare per andare a attaccarlo alle spalle, in modo tale che con almeno due legioni cercheremo di sconfiggerlo in maniera soverchiante. Ovviamente dobbiamo stare attenti alla loro flotta, perché è sempre presente. Tra l'altro guardate, qui c'è anche questo è un generale, quindi anche una flotta abbastanza grossa, contenente degli uomini da sbarco, quindi devo stare attento alle retrovie. Ho qui la mia flotta posizionata, che per ora non si avvicina neanche neanche per scherzo a questa parte qua, perché è facile che venga tirata giù. Però va bene così. Allora, poi nella parte nord spagnola, se vi ricordate, stiamo per puntare a Brigantium. Abbiamo due legioni e ora faremo il giro con la spia per vedere sempre di avere questo campo libero. Qui abbiamo visto che c'è una unità, eccola qua, che però non ci dà particolari problematiche. E poi vedremo appunto cosa uscirà qui. Tanto ora che arriviamo, passa ancora un sacco di tempo. Qui intanto Aracillum, appena conquistato, si sta ricostruendo, quindi ottimo. E soprattutto ragazzi, Roma per la prima volta nella storia ha superato le Alpi, è andata dall'altra parte e ha preso possesso della città di Coria. Questo è sicuramente un punto epocale, perché abbiamo anche una legione a nord che ha intenzione di tenersi il terreno e quindi di spingere poi verso il nemico. Il nemico che è Cimbro, ragazzi, eccoli qua, che siamo praticamente circondati. Però io confido di riuscire a difendere. Abbiamo comunque una legione con altissimi gradi, non molto danneggiata, quindi direi che riusciremo sicuramente a difenderci all'interno della città di Coria, che non è stata rasa al suolo ma è in costruzione, quindi ottimo. Una cosa che stavo notando off screen è che qua, ragazzi, abbiamo diciamo degli insediamenti che sono un po' dei rimasugli della guerra che abbiamo fatto con Cartagine, ma poi non la siamo più andati a toccare. Quindi io direi a questo punto andiamo a modificarli questi, questi insediamenti, perché non è che me ne faccia molto. Oddio, in realtà la mia idea era quella di modificare Agrigentum, però vedo che il mare egiziano non presenta, esatto, non mi presenterebbe una banchina. Potrei questa convertirla nei pescivendoli, che mi sembra una cosa più saggia, e questa convertirla in una fattoria, perché comunque non mi serve tutta questa, cioè non ho più eserciti stanziati lì. E qua invece ad Adromentium è vero che noi abbiamo fatto il commercio, però magari qua ci vorrebbe un carpentiere navale che mi sfrutta tutti i bonus dati da questo porto qua, che è incredibile, che è il porto dei cartaginesi. Ci fa fare veramente delle ottime navi. Tra l'altro, no, ci vuole troppo tempo per raggiungere, peccato, perché questa nave qua deve rimanere a proteggere la città di Siga, che è ancora debole. Altre cose da fare in realtà non ce ne sono. Tolosa è sempre purtroppo in una situazione in bilico. Eccoli qua, vedete che loro ci tentano sempre. Sarebbe bello magari creare un'altra gente, ma mi sa che non ne abbiamo più a disposizione. Allora, potremmo reclutare un patrizio, e non sarebbe male, perché potremmo, oltre che a fargli fare un giro in queste zone, potremmo portarlo poi a Mediolanum e fargli quietare un po' la situazione interna. Però, boh, non lo so, perché altrimenti andiamo a reclutare direttamente un veterano
e lo scegliamo in base alle sue caratteristiche che ci servono. Tipo questo è forte contro gli assassini, non ci interessa. Capacità di movimento, wow. Questo sarebbe ottimo da associare a un esercito. E anche questo ha le stesse caratteristiche. Quindi o 2 associate all'esercito o 1 o uno che... Beh, oddio, questo ha la capacità di ferire i nemici per autodifesa. Allora, lo prendiamo e gli facciamo fare un giro in queste zone. Ah, guardate, si può già muovere, tra l'altro, ottimo. Gli facciamo fare un giro in queste zone perché vorrei vedere cosa stanno combinando questi ceni, quanti sono, se puntano ad Aracilium o a Tolosa, perché dobbiamo stare protetti. Bene, ho fatto le mie spese pazze, direi di andare avanti con il turno. Speriamo bene, ragazzi. Allora, ragazzi, qua la situazione è da ragionare. Loro sono molto più forti di noi, eh. Questa se la vado a combattere di sicuro non la vinco. È che ho paura che arrivino in città. Invece qua sarei difeso perlomeno dal fortino. Riuscirei a difendermi, secondo me, dalla cavalleria di sicuro. Dal tiro. Loro non ne hanno tantissimissimo. La potrei provare. Allora, qua mi dà perdentissimo. Quanti uomini ho? 3, 6, 7, 14, 19. No, 17, scusate. Potrei comprarmi dei mercenari da utilizzare se abbandonassi. Sono tutti e due generali molto forti. Abbiamo 1700 uomini contro 2292, ragazzi. Non hanno molta esperienza loro, a differenza dei miei uomini che hanno un alto grado di esperienza, in particolare la prima corte. Fuggire o combattere in questo caso, ragazzi? Cos'è la cosa migliore? Ho 2 legioni di supporto che possono venirmi a supportare. L'unica cosa che poi supporto... se io perdessi questa legione qua, anche se vincessi e mi venisse martoriata, ora che vado indietro, recupero le truppe, torno in avanti, passa troppo tempo. Io direi di aspettare il supporto, visto che strategicamente siamo avvantaggiati, perciò ci ritiriamo. Facciamo questo calcolo, vediamo se è un calcolo onesto e coraggioso. Bene, sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Non ci hanno inseguito, ragazzi, è andata bene. Tirato un sospiro di sollievo, raga. E ci attaccano loro, signori. E ci attaccano loro, tra l'altro con un'esperienza veramente molto molto alta. E noi con un'esperienza molto molto bassa. No, no, siamo belli agguerriti anche noi. L'unica cosa è che noi abbiamo 3 balliste che potrebbero fare dei danni considerevoli a loro, come non potrebbero farli. Questa direi che, ragazzi, è da giocare. Sarà sicuramente un assalto frontale da parte loro, perché hanno tantissime asce, tantissimi uomini con spada, però a tiro ne ho tantissimi, io ho le baliste, quindi ce la giochiamo. Tra l'altro, vedete, ci dà anche vittoriosi senza giocarla. Però io questa la giocherei e incrociamo le dita. Se quella di prima l'abbiamo evitata, questa dobbiamo buttarci a capofitto.
Ok, allora, ci vediamo fra 2 secondi quando avrà posizionato le truppe. 1 hour later. Ok ragazzi, adesso posso parlarvi di come ho disposto le unità. Partiamo dalla cosa più, diciamo dal centro e poi ci allarghiamo. Al centro abbiamo qui il generale, eccolo qua, in posizione che difende appunto il centro della città e qui abbiamo i Velites pronti a spostarsi in uno dei vari punti dell'accappamento per coprire. Tutti i buchi sono coperti più o meno da dei legionari, quei punti dove non sono coperti, diciamo come questo e questo qua che sono diciamo quelli più difficili cioè più facili da difendere per noi, più difficili da prendere l'avversario. Ci ho messo solo le barricate e ho tappato i buchi e qualche legione. Poi ovviamente le sposteremo, loro non ci attaccheranno da tutte le direzioni, quindi vedrete che riusciremo a creare un tappo abbastanza grande da permetterci di difendere il territorio. E poi purtroppo essendo dentro un accampamento e quindi non potendo utilizzare le mie macchine d'assedio, che in realtà sono quelle che poi potrebbero fare veramente un tanto danno, ho deciso di portarle sopra questa collina qua, questa altura. Vedete, le posizionerò una qui e una dove riesco, probabilmente qui, con l'idea che loro non arriveranno da qua per salire, ma passeranno in questa direzione, se passeranno sempre di qui ovviamente. Questo comunque mi darà sempre della visuale, campo libero, e quindi spero di riuscire a cavarmela. Gli ho dato tutte unità di piccole, tutte unità stupide, sempre nostre ma poca roba. Adesso ve le faccio vedere, eccole qua, di scorta. E poi ragazzi, se perderò le macchine d'assedio le perderò. Comunque ho supporto di tutta la cavalleria, che non sono pochi uomini, quindi io direi che va abbastanza bene. Le trappole appunto le ho posizionate un po' per difendermi e un po' in punti che secondo me sono abbastanza critici. Se passassero di qua sarebbe veramente una festa. Vedremo ragazzi, vedremo e scoprirete con me se questa strategia potrebbe essere buona. Iniziamo subito a spostare le macchine d'assedio come prima cosa e incrociate le dita. Allora, ecco già, vedo che fanno fatica a disporsi le macchine d'assedio, ma va bene così. Attenzione, sono qua davanti, sono qua davanti. Le altre macchine le mettiamo, anzi le mettiamo qua, e vediamo un po' dove sono i nostri nemici. Sembrerebbero qua, sembrerebbero. Allora portiamoli qua tutti e li dividiamo. Quindi la cavalleria dovrebbe girarsi. Guardate che arrivano direttamente proprio su quest'altura. Sarebbe veramente ottimo. Eccoli, sono là. Ok, ok, sono là. Allora portiamo subito le 2 legioni più grandi davanti e anche tutto il tiro a questo punto. Queste le lasciamo per sicurezza. Questa io direi che la possiamo anche portare, allontanare da qua. Questi li manteniamo per sicurezza, ma non dovrebbero darci noia. Portiamo di qui anche questi arcieri. Ok. Attenzione, si assiste già allo scontro. Ok, questi si sono posizionati. Ok. Vai qua ragazzi col tiro. Qua si sono quasi posizionate tutte le nostre unità. Queste appunto le togliamo, le portiamo di qua. Direi che potremmo fare un po' di copertura a questa altura qua. Giusto, ne metto giusto qua questa, per coprire un po' le macchine d'assedio, sperando che non vengano troppo a disturbarci. Eccole qui tra l'altro la cavalleria. Vediamo dove vogliono andare. Ah, possono passare qua, attraverso qua. Questo non è buono. Questo non è buono. Io quasi quasi farei intervenire la cavalleria direttamente.
vediamo di fargli un po' di danno a questi. Anche solo con l'unità di cavalleria qualcosa dovrei riuscire a fare. Eccoli qua i nemici. Vedete che qualcuno sta attento all'aggiramento, ma va bene, non ci interessa più di tanto. Noi rimaniamo sempre nel campo. A questo punto portiamo via anche questi e li portiamo sempre in questa zona qua. Ok. Fuoco a volontà. Mettiamo questi qua, ma giusto per difenderli, ma spero che non vengano da queste parti. Ok, qua stiamo facendo un bel po' di danni, anche se la cavalleria non andrebbe usata in questo modo, però va bene. Tiriamo via la cavalleria in prima linea, ma penso che la battaglia sia stravinta, questa battaglia qua. Ok, attiva. E vabbè, attiva anche se non è che mi serva più di tanto qua, però va bene. Quindi passano anche da questo lato. Allora mettiamo un'unità qua. Ok, eccoli. Ok, bene, li abbiamo sopraffatti. Ok. Bene. Qui l'abbiamo vinta facile. Poi casomai ci ritiriamo, Poi casomai ci ritiriamo. Ok, cavalleria pronta. Allora io la farei uscire da qua, così gli diamo fastidio a questi. No, non scendete da qua, scendete da qui, veloci. Ragazzo, anche tu però, No, non devi uscire da qua, devi uscire da qua. Artiglieria che tira a caso. No, fermi, fermi. Questi è un po' troppo tardi, mi sa. No, dai, forse ce la fanno. Ok, mettiamoci di qua. Io porterei però via queste e le metterei qui come macchine d'assedio a questo punto. Così posso arretrare un attimino perché sono proprio in mezzo alla battaglia. Ci spostiamo. Via da qua. Anche loro si spostano e si mettono qui. Ok, in modo tale che defluiscano un po'. No, 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 signori, rimanete qua. Rimanete qua. Ok, il pezzo grosso dell'esercito deve stare qui. Ok, vediamo se riesco a beccare qualche unità da tiro, ma poca roba, no, non c'è quasi nessuno praticamente. Ci giriamo. Ok, qui non mi sembra di vedere nessuno. Prendo un'altra legione e la porto qua. A questo punto prenderei anche questa e la portiamo sempre qua. Vediamo dove vogliono andare.
Qui non mi fido, perché non riesco a tenere d'occhio questa partita, quindi questa posizione, quindi qua. Dai ragazzi, forza. Tirate. Eccoli che arrivano. Ok, fuoco. Ok, questi sono arcieri. Questi sono arcieri, andiamo a intercettare, ragazzi. Andiamo a intercettarli. Eccoli qua. Si nascondono contro questi. Vediamo se ce la facciamo. Tanto il nostro tiro è eccezionale. Ottimo. Ok. Andiamo a prendere questi. Se ne sono accorti. Torniamo indietro. Ci prendiamo un po' di tiro purtroppo. Si sono difesi abbastanza bene. Aspettiamo che si rischierino. Ok, intanto c'è la difesa, c'è. Ok, stanno fuggendo. Mettiamoci di qua. Cambiamo posizione. Su, su ragazzi, veloci. Veloci, veloci. Questi, se riusciamo, li rigiriamo così un attimino. Spostiamo la cavalleria da questo lato, che aiuteremo questi, se riusciamo. Ok. Arrivano su da qua. Però sono arcieri, Sono arcieri. Ragazzi, mettetevi qua. Ok, hanno cambiato obiettivo, guardate, scendono, ottimo. Ottimo. Ottimo, ottimo. Questi li teniamo ancora qui per ora. Ok, bene. Bene, ok. E ora andiamo a prendere gli arcieri dal dietro con la cavalleria, anche se in salita, ma va bene. Dai, baliste, forza. Forza, forza, tirate qua sul mucchio. Qua. Anzi, qua. Dai, dai, dai. Che un po' l'effetto imbuto c'è. Buttiamo dentro la cavalleria. Ok, si sono spaventati. Ottimo, ottimo. Un po' meno adesso quelli a piedi. Ok, però gli arcieri. Ok, torniamo indietro. Gli arcieri li abbiamo fatti fuori. Torniamo indietro. E useremo la cavalleria d'appoggio. Intanto ci sono le trappole, quindi sono caduti in mezzo alle trappole. Ottimo. Noi ci defiliamo un attimo. Ci allontaniamo leggermente, che vedo che sono abbastanza baldanzosi. Entriamo dentro con gli scarti? Sarebbe da fare. Intanto continuiamo a martellare con le baliste. Mamma mia, una ha già finito le munizioni, questa. Wow, allora questa la portiamo dentro. La facciamo defilare da qua. E questa qua prenderà il suo posto. Questa la facciamo entrare qua dentro, che si presuppone sia il posto più sicuro. Bene, ha fatto anche un percorso giusto. Spostamento, ottimo. Ottimo, ottimo. Allora, portiamo questi e via all'attacco con lo scarto delle unità. Queste si sono fermate.
Ovviamente stanche da salire la salita, appunto. Non fico di sparare a queste, me ne spari? Dai, come spari? Ne prenderei dal dietro, questi qua. Guardate qua lo scontro, vi faccio vedere questa. Guardate che massa di gente, signori. La massa di gente. Bellissimo. Ok, arrivano i nostri dal dietro. Vediamo se fanno spaventare questi qua. Oppure no. Sembrerebbe di sì. Ok, sembrerebbe di sì. Ok, una è andata in fuga. Saranno tutte in fuga. Vai ragazzi, tirate, tirate. Questa l'abbiamo vinta anche abbastanza facilmente. Ok, perfetto. Perfetto, ottimo. Andiamo a rinforzare questo lato. Ormai questo è fatto. Ok, andiamo avanti con gli outsider. Dai, premiamo con tutti. Tanto con la cavalleria va, falciamoli, no? Andiamo a falciarli. Tanto non ci serve per vincere la cavalleria. Abbiamo già vinto. Bene. Spingete, spingete. Guardate la gente che scappa. Bellissimo. E noi che li inseguiamo e li falciamo. Attenzione, ormai sono completamente andati. Allora, sarei tentato di distruggerli, ma ci piegherei tantissimo tempo, quindi direi di lasciarli andare così. Terminiamo la battaglia. E dai, è stata abbastanza buona. È stata abbastanza buona. Abbiamo perso solo 176 uomini, ragazzi. Loro hanno persi 1200, ma perché la maggior parte ovviamente sono scappati, ma va bene così. Ah, che goduria. Questa spada. Ottimo, ottimo. Vabbè, ovviamente non abbiamo fatto molto danno, però comunque un po' l'hanno sentita. Io direi che come monito li facciamo fuori tutti. Benissimo. E direi che potremmo anche andare ad attaccarli, sapete? Non lo so. Vediamo, vediamo. Vediamo questo livello qua. Questo turno qui, cosa ci attende. Credo che sia Giulio Cesare in Gallia. Credo sia in... credo che sia quello. Ok, nuova nascita, perfetto. Complotto omicida. Le tue guardie del corpo hanno ucciso l'assassino. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora. Ok. Tratto acquisito, governatore. Perfetto. Ok, allora andiamo a vedere un attimo, che sono curiosissimo di vedere qual è la situazione. Sembra che se ne siano andati. Ok, qui tra l'altro la popolazione li ama e volevo fare disperare la popolazione, ma lo mandiamo qua sopra il prossimo turno e vediamo cosa riusciamo a captare. Comunque qui non abbiamo nemici. Perfetto. Portiamo su anche questa
Legione. Ah, andiamo a vedere con la spia. Vediamo. Non c'è nessuno. Sembrerebbe. Quindi sono scesi. Ah, ragazzi, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di mettere le mani su Brigantum. Mamma mia, lasciata incustodita. Dobbiamo aspettare, ragazzi. Allora, potremmo altrimenti attaccarli con questa legione direttamente, in realtà. Sì, sì. Partiamo direttamente. E non si aspetta nulla. Tanto qua spero non arrivino prima di noi alla città, ma non penso, dai. Cioè, voglio dire, sarebbe proprio un'infamata. No, dai, sono abbastanza... Adesso ho fatto la cavolata. Sono abbastanza sicuro che siamo abbastanza tranquilli, dai. O almeno così mi voglio autoconvincere. Incredibilmente, tra l'altro, stiamo finalmente per fare il bosco delle ninfe. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. E però aspettiamo a cantare vittoria. Qui intanto, ok, abbiamo la nostra legione che per i cavoli suoi. Tra l'altro loro hanno anche una posizione buona sull'altopiano. Noi ci mettiamo a questo punto qua e ci mettiamo in attesa. Non credo che loro siano così pazzi da voler attaccare anche questi indigeni insieme. Intanto manca l'armata degli indigeni che c'erano prima, che abbiamo cacciato. Ah no, forse è questa? Questa qua. Ok. Stanno abbastanza male, direi. Qua il territorio è abbastanza... È buono in realtà, è buono. Allora, fatemi vedere. 11. 11 qui posso arrivare. Allora, vediamo. Ok, posso arrivare fino a qua. Io vorrei però fare un'imboscatina. Quindi ci mettiamo sul punto più alto e ci mettiamo in modalità imboscata. Queste unità non possono spostarsi. Loro possono arrivare qua, sì, alla grande. Alla grande, però loro non ce la fanno. Loro potrebbero, sì, potrebbero. Però io sono su una montagna molto molto alto, quindi qui abbiamo perso un esercito a pieno carico che c'era, non sappiamo dove è finito. Questo, ragazzi, potremmo effettivamente attaccare, 9 9 noi 12. Questa è una flotta però, sì, protettori delle colonie, già il nome fa capire. Ma proviamo un attacco così. Così per vedere quanto ci dà il computer. Perché magari riusciamo a fare una bella battaglia. Ah, ok. No, sono messo anche male. Torniamocene indietro. Sono messo anche male. Cerchiamo di entrare nel porto perlomeno, almeno quello. E questi li portiamo qua sul ponte e li lasciamo qui per ora in modalità fortificata. Ok. Appunto l'idea è riuscire ad arrivare in questa zona e andare a intercettare questo. Io penso che adesso torneranno indietro, andranno in questa parte qua, e noi già se riuscissimo a fermarci qua sul ponte sarebbe una gran cosa. Vediamo se riusciamo a controllare quello spazio lì. Allora, poi andiamo a vedere intanto... Ah no, ora abbiamo tantissimi soldi. Tantissimi. Che è buono. Veramente buono. Qua veramente forse è il caso di abbattere questa struttura e farne una un po' più bellina. Oppure questa, potrei fare un recinto di Marte, cioè scusate, un tempio di Marte a Genova, potrei fare. Perché questo sì, mi dà 10 alla costruzione, più 10 alla ricchezza generata dagli schiavi, però dai, lo smantelliamo questo. Lo smantelliamo e facciamo un tempio perché ci vuole. Allora,
Invece qua la situazione si è ribaltata. Questi sono 9, non credo che siano un grande problema per noi. Allora, qua facciamo un po' di una cittadina, facciamo, e poi facciamo la villa con il cibo per i soldati, perché secondo me ne avremo bisogno. Allora, questo esercito arriva fino a qua, quindi secondo me se io li attacco... guardate qui, guardate qua. Wow. Wow, wow, wow. Adesso ve faccio vedere la situazione che c'è in alto se non l'avete vista. Io direi che questa non la giochiamo. Ce ne stiamo in modalità protezione. Oppure la giochiamo, la gioco e non ve la faccio vedere, perché in realtà io con queste balliste posso veramente fargli tanto, tanto, tanto danno da distanza senza subire il contraccolpo. Altrimenti mi dice 87% di rimanenti. Dai, facciamo questa, dai. Non mi va adesso di giocarla. Di giocarla onestamente. Ok, abbiamo guadagnato, vabbè, un bel po' di roba, un bel po' di esperienza. Abbiamo fatto anche tanto danno loro. Li uccidiamo, tanto non abbiamo bisogno di soldi. Perfetto. Guardate gli ceni, mamma mia gli ceni. Guardate qua, ragazzi. Sotto assedio Vesonto. Qua sarebbe proprio da liberare, attaccare Gergovia. Sarebbe da fare un po' di cose qua, Sarebbe da fare un po' di cose. A questo punto questi rimangono da soli e isolati. 9 contro 20. È vero che noi non siamo proprio rifornitissimi, però potremmo, visto che Coria è vicinissima a Mediolanum, potremmo attaccarli. Abbiamo anche le balliste, quindi se loro sono chiusi è perfetto per noi. Dai, lo facciamo. Li buttiamo fuori da queste zone, poi torniamo indietro e recuperiamo. Cavolo, avrei dovuto fondere le unità. Adesso non posso più farlo. La cavalleria purtroppo rimarrà così. Ma ragazzi, non la gioco neanche. Guardate qua che roba. Andiamo in modalità aggressione. Li facciamo fuori. Questi uomini armati di pelli di lupo. Ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Facciamo una strage anche qua o li schiavizziamo? Dai, schiavizziamoli, sono pochi. Perfetto, grado aumentato. Ottimo. Credo di essere arrivato... Ah no, è il... Sì, allora, meno mantenimento, perfetto. Più morale nelle battaglie d'attacco e... maggior numero di prigionieri di guerra. Mamma mia, inarrestabile quest'uomo. E direi di fare una modalità aggressione. Li terminiamo completamente. Voilà. Non più un esercito nemico sul campo di battaglia. Facciamo fuori i prigionieri solo per l'onore. Torniamo indietro. E questo esercito qua, ragazzi, portentoso. Portentoso, messo non benissimo, però portentoso, ragazzi. Un'esperienza incredibile. Questa penso che sia la miglior legione. Allora, noi potremmo creare ancora degli eserciti. Fatemi vedere. Crea forze. Volendo sì, ragazzi. Volendo sì. Abbiamo ancora... quanti ne possiamo fare ancora? Solo che poi il mantenimento è arduo. È arduo da affrontare. Se già riuscissimo a liberare questa cittadina, scendere così con la legione, oppure scendere così con queste, andare a conquistare Toletum, sarebbe già tantissima roba. Qui la vedo un po' più difficile, se devo essere onesto, ma vediamo. Vediamo, mai dire mai. Allora, qui siamo già a 20. Qua invece mi sembra mancassero delle unità, 2. Allora le andiamo a prendere. Cavalli ce ne sono abbastanza. Io direi di fare... un legionario e basta, in realtà, perché non possiamo prendere nient'altro se non una cavalleria. Va bene, dai, prendiamoci una cavalleria legionaria e va bene così. Qui stiamo costruendo, benissimo. Qui anche potrei aumentare effettivamente, fare un porto commerciale, ma non so se mi conviene in questo caso. L'unica cosa che mi converrebbe fare forse è questo qua. Dare un po' di
mura in più, di resistenza in più alle città del sud Italia che non sono messe proprio benissimo. Qui stiamo facendo già la conversione. Qui per ora non voglio andare a fare troppo. Beh, in realtà ho tolto il porto, quindi mi avanzerebbe un po' di cibo. Allora andiamo a investirlo nel commercio. A IOL procede tutto abbastanza bene, anche se siamo a meno 66, però non credo di dover affrontare una legione, scusate, una ribellione. E va bene, allora terminiamo il turno, vediamo cosa succede, poi stacco perché ragazzi mi sa che ho fatto un gameplay lunghissimo. Intanto ho fatto un achievement. Ragazzi, sono arrivati e noi gli facciamo una bella imboscata a questi. Quanti sono? Noi siamo circa 2800 uomini, loro sono 2900, quasi 2000, quasi 3000. Quindi ce la giochiamo ragazzi, ce la potremmo giocare. Infatti ci dà vittoriosi. Guardate che infami stavano per raggiungere il ponte. Potremmo anche declinare l'attacco, e ritirarci. Loro non hanno un forte centro qua, delle forti unità qui, però non hanno grandi... gli elefanti, però qui ce li hanno. Hanno tanta cavalleria e io ne ho poca. Però tante legioni. Quindi se le faccio chiudere a quadrato potrebbe rivelarsi interessante, anche se credo che essendo un'imboscata loro marceranno in fila. Ci penso, dai. Ci vediamo al prossimo gameplay. Fatemi sapere se volete che la giochi oppure no. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e alla prossima. Ciao ragazzi.